Arriva finalmente l'esordio casalingo per il futsal femminile Cagliari, che al Paladante di Sesto riceve il Bisceglie nell'anticipo del terzo turno di campionato. Fischio d'inizio, si parte, il primo possesso per la squadra di Luis Marimon. Ancora la circolazione di palla paziente per il futsal femminile Cagliari a coinvolgere anche l'estremo difensore Marica Mascia. Il lancio lungo, il colpo di testa di Dayan Da Rocha, smanaccia in corner Gabriela Oselame. Ancora Dayan Da Rocha, l'ex giocatrice dell'Olympus, si gira benissimo, calcia con il sinistro sull'esterno della rete. Buoni ritmi, più FFC che Bisceglie, ma qualche segnale di risveglio anche per la formazione pugliese. Arriva il gol del vantaggio per l'FFC, è un delizioso colpo di tacco sotto misura per Célie Gagliardo. Le scorse due gare per l'FFC erano andate a segno da Dayan Da Rocha in tre circostanze. Intanto ancora Marica Mascia impegnata qui, respinge con il piede. Il numero di palloni persi sono veramente tanti in questo inizio di gara. Da Rocha, dopo aver lavorato benissimo il pallone, permette al FFC di comandare nel risultato. Marchese, un palo incredibile. Dall'altra parte sempre in banda per Célie Gagliardo, arriva il raddoppio del futsal femminile Cagliari. Dovrebbe aver toccato in prossimità della linea di porta Dayan Da Rocha. Contropiede 2 contro 1 addirittura per un istante, però per il Bisceglie. Gabriela Oselame, attenzione a Marchese, qui saltata. Poi il pallone giocato molto bene sotto porta per Roxana Ion, che ringrazia per il prezioso assist Lisiane Buzignani, accorcia le distanze il Bisceglie. Buona la chiusura, tante palle perse stavolta per l'FFC. Buzignani, il 2-1 invece è stato siglato da Roxana Ion per il Bisceglie. Ancora Mascia a chiudere bene il primo palo sulla conclusione di Cinzia Pereira. Ion si fa vedere, chiede il pallone dall'altra parte anche Cinzia Pereira, ma arriva il tocco sotto misura di Lisiane Buzignani, pareggia il Bisceglie. C'è riuscita, attenzione perché c'è spazio per Vanessa Jimenez, la respinta di Mascia e poi non arriva sulla ribattuta Roxana Ion. Martin Cortés dentro l'imbucata per Marchese, molto interessante. Marchese non riesce a trovare la porta, mentre Vargiu sul secondo palo prova a smarcarsi, attenzione perché il pallone è stato respinto. Poi Da Rocha che prova a girarsi, la bomba disinnescata da Gabriela Oselame. Quindi Marchese, la botta di Marchese ancora ad abbassare la saracinesca Gabriela Oselame. Ancora la discesa di Célie Gagliardo, c'è tanto spazio per Claudia Cucco, attenzione al capitano, l'uscita di Gabriela Oselame. Gagliardo dentro, bene Martin Cortés con il petto addirittura. Gabriela Oselame cerca la superiorità numerica l'FFC in questo finale di gara. Dayan Da Rocha, Cucco dall'altra parte invitava l'azione Martin Cortés, non è finita ancora. Gabriela Oselame sulla bomba di Gagliardo. Dayan Da Rocha ha segnato il futsal femminile Cagliari. È finita qui, prima vittoria in casa per il futsal femminile Cagliari, che riesce a superare per 3-2 il Bisceglie. Sono importanti questi 3 punti perché vogliamo arrivare in Coppa, quindi è importante vincere, anche se abbiamo sofferto un po', però alla fine i 3 punti sono arrivati in un momento perfetto. Letizia, eravate avanti 2-0 nel primo tempo, nella parte finale meglio del primo tempo. Cosa è successo? 2 reti del Bisceglie e la partita si era messa male a un certo punto. Diciamo che abbiamo iniziato molto bene la partita, avevamo il controllo totalmente della partita, penso, perché abbiamo iniziato, come dico, molto bene, ma poi abbiamo perso un po' il nord. E ci siamo complicate la vita, sinceramente. Penso che abbiamo sofferto troppo e dobbiamo chiudere prima le partite per non soffrire così. Cosa c'è da sistemare? Tra l'altro avete proposto anche una buona qualità di gioco nel secondo tempo, sempre avanti, e poi il gol del vantaggio credo che sia stato meritato per quanto visto in campo nei 40 minuti. Stiamo allenando con intensità, anche quando veniamo a giocare vogliamo giocare con molta intensità. Stiamo ancora
recuperando quello, riprendendo le partite e iniziando a mettere il nostro lavoro della settimana, quindi un po' di ritmo ci manca ancora, di gioco, un po' di più di concentrazione. Io penso che è più quello che ci manca, perché l'intensità l'abbiamo messa. Sesto punto in campionato, dove può arrivare secondo te questo FFC? Diciamo che non mi piace, l'obiettivo della prima parte della stagione è entrare in Coppa, ma dobbiamo pensare partita dopo partita, perché soffriremo in tutte le partite, quindi dobbiamo metterla tutta per non soffrire tantissimo come dico, ma per portare i 3 punti sempre che possiamo a casa. Milena, come si stanno mischiando le due anime di questa squadra, le tante ragazze che c'erano l'anno scorso e negli anni precedenti, e quelle invece sono tante che sono arrivate quest'anno? Si è già creata l'amalgama giusta? Cerchiamo sempre di fare una squadra, una rosa competitiva, perché sappiamo che è un campionato lungo e c'è bisogno, se si partono, si vanno via giocatrici, dobbiamo sempre cercare altre con livello altissimo. Sono arrivate loro, grazie a Dio, sono bravissime, ci portano tanta esperienza, sono esperte giocando, la tattica la sanno come nessun altro perché vivono di questo. Ci danno tanta soddisfazione, quindi io penso che la società sta lavorando per darci sempre la possibilità di competere. Sì, al secondo tempo abbiamo anche un po' di stanchezza della squadra, ma oggi abbiamo dimostrato tanto carattere che era quello che siamo venuti qua a trovare, no? Terza sconfitta consecutiva, eppure è sembrata una squadra in salute. Qual è il momento, come avete accolto questi risultati negativi? Comunque le 2 primi male, ma oggi abbiamo dimostrato, stiamo lavorando e è questo che è bisogno. Dopo cambiare metà squadra siamo pure in salita. L'approccio anche nel primo tempo non è stato perfetto, siete andate sotto di 2 reti, però se avete rimontato in quel modo vuol dire che avete anche carattere, che siete anche un gruppo unito. Sì, quello è quello che bisogna e stiamo lavorando per migliorare ogni settimana. Obiettivo finale di questo campionato quale può essere? Primi di arrivare fino in fondo al meglio possibile e poi arrivare ai primi 10. Sì, un po' contratte nella seconda frazione di gioco, anche perché per recuperare il 2-0 abbiamo, penso, sprecato un po' di energie nervose e anche fisiche. Abbiamo smesso di cercare la profondità e quindi avevamo difficoltà a gestire il possesso palla. Un episodio che ci tengo a sottolineare: c'era un fallo evidentissimo, trattenuta con giocatrice lanciata verso la porta, era già stata monita, quindi quello era doppio giallo e espulsione. Ho avuto la conferma pure dall'allenatore del Cagliari, quindi questo mi fa piacere, del senso di sportività da parte della squadra avversaria, però l'arbitro ha ritenuto che si era tuffata, non so dove l'ha visto sto tuffo, però permettetemi, ma lì la partita poteva cambiare, perché un giocatore espulso dall'avversario, giochi in 3 per 2 minuti, probabilmente la partita la potevamo cambiare, però l'episodio ha fatto la differenza. Una palla uscita vagante al centro, ripartenza nostra, palla che lambisce il palo, poteva essere pareggio, però tutto sommato sono contento di come hanno giocato le ragazze, perché venivamo da 2 sconfitte pesanti. Questa è una sconfitta che con una squadra che è attrezzata per stare sui piani alti ci può anche stare. Le ragazze hanno lottato, ma penso che sul campo il pareggio non l'avremmo demeritato, però va bene così, andiamo avanti, siamo alla terza giornata, con questo spirito penso che possiamo fare un bel campionato. 2 nette sconfitte nelle prime 2 partite, qui però avete reagito, no? Questa può essere un'indicazione confortante per il futuro. Sì, cercavamo stasera una reazione di carattere che penso che le ragazze l'abbiano messa tutta, nonostante il doppio svantaggio. Non è facile, penso, in un campo piccolo come questo, con una squadra, ripeto, ben attrezzata come il Cagliari, ribaltare dal 2-0 al 2-2 e minacciare più di una volta il terzo gol. Quindi sono contento della prestazione. Continuiamo su questa strada, penso che ci possiamo divertire. Dove può arrivare il Bisceglie? Beh, io ho detto inizio campionato che spero di non fare i play-out, rimane sempre quello l'obiettivo. Adesso siamo a 3 partite e 0 punti, bisogna cominciare adesso a partire da questa partita qua.